Bentornati a Starting Six, il nostro osservatorio sulla pallavolo che al femminile ha iniziato il suo cammino nella regular season della Serie 1 Ticotà femminile dopo lo spettacolo della Fineco Supercoppa con i suoi 10.300 spettatori al Palaeuro. La Golden Age delle donne che schiacciano, la Serie 1 Ticotà femminile ha cominciato il suo lungo cammino e non si è fatta pregare per dare spettacolo, e questo avvio lascia davvero ben sperare per una stagione che ha davvero tutti i presupposti per andare anche al di là delle previsioni in termini di pubblico e audience, ma soprattutto di spettacolo tecnico. Perché se è vero che Conegliano e Milano sembrano avere, e probabilmente hanno, qualcosa, poi vedremo quanto, più di tutte le altre, è anche vero che le due corazzate hanno un cumulo di impegni di altissimo livello, che richiederanno un dispendio di energie fisiche e mentali molto elevato. Quindi quello che per noi potrebbe essere identificata come la seconda fascia di squadra, essendo più a ridosso come valori tecnici delle prime due, cioè Scandicci, Novara e Chieri, potrebbe avere spazio per inventarsi qualcosa. La prima dimostrazione di questo livellamento arriva infatti dalla sofferta vittoria di Milano a Pinerolo. È vero, mancava ancora Paola Egono, costretta a un intervento chirurgico in endoscopia alle fosse nasali a causa di un'infezione, ma al vedere Pinerolo vincere il primo set con un mostruoso punteggio di 40-38, dà sicuramente il senso di quanto si sia alzato il livello della 1 femminile anche in club che non rientrano nella top 5. Perso quel parziale dopo ben 45 minuti di battaglia, c'è voluto una Milano in formato Fineco Supercoppa con Danesi 12 punti, Silla 16, Casò 13 e Dalderop 19 per arginare l'aggressività di Pinerolo, spinta da 23 punti della Smarzek e i 18 della Sorokaite. E se è vero che Conegliano ha liquidato facilmente Busto e Scandicci ha dovuto faticare appena poco di più per battere Cuneo, con la Antropova capace di fare meglio della sfida a distanza con la Hawk, 18 punti a 15, è anche vero che c'è stato grande equilibrio in altre due sfide di giornata concluse al tie break. Da una parte Chieri capace di piegare 3-2 in una Novara ancora non a completo tra infortuni e assenze e quindi decisamente troppo limitata nel suo potenziale. La squadra di casa ha saputo sfruttare alla grande la vena dell'americana Skinner, 17 punti, e quella della francese Giclel, che avrà il difficile compito di sostituire la Grobenna. Ma il capolavoro di giornata è senza ombra di dubbio quello di Firenze, ancora più brava a ribaltare una situazione complessa, ma quella di trovarsi in casa sotto di un 7-2 e centrare la prima vittoria stagionale, anche per il neotecnico ravennate doc Simone Bendandi, al suo debutto assoluto in A1 come capo allenatore. Il resto è stato, diciamolo, ordinaria amministrazione, grazie alla continuità che abbiamo già citato di Conegliano, che ha spazzato via Busto Arsizio, mentre Bergamo ha fatto altrettanto in casa della neopromossa Perugia. A sua volta bella prova di carattere di Roma, che dopo aver perso il primo parziale con l'altra neopromossa Talma Sons e aver sofferto anche nel secondo vinto solo ai vantaggi, dopo il lungo braccio di ferro ha poi saputo chiudere il terzo e quarto parziale grazie alla prestazione da top scorer della ceca Orvosovo, 27 punti. E siamo solo all'inizio. Volti nuovi, prospetti che sono già certezze e anche qualche vecchia conoscenza. Scorrendo i numeri e le statistiche della prima giornata della Serie A1 Ticotà femminile emergono già tante giocatrici interessanti, ancora sconosciute al popolo degli appassionati, mescolate come sempre a giocatrici puntuali nel loro rendimento. Nella classifica dei punti realizzati spunta la ceca Gabriela Orvosova, opposta ai neoacquisto di Roma, capace di mettere a terra ben 27 punti e di conquistare la vittoria di tappa, quella cioè della prima giornata di campionato. Il tutto davanti alla Smarzek, ex Casalmaggiore ora a Pinerola, e Ishikawa, vecchie conoscenze, senza dimenticare Tolok e Graetuba, due new entry, le prime due di Novara e l'altra di Talma Sons. Meno sorprese per quanto riguarda i punti realizzati direttamente al servizio, dove l'Azzurra Giovanile ha messo in fila tutte le altre, tra cui Squarcini, Piani, Alsmeyer e Auk. Sul fronte dei muri trionfa invece la tradizione, il passato, con la grande prestazione della Butican di Firenze a Muro. Con 8 monster block ha avuto la meglio Sunkvalor, Graetuba, Orvosova e l'altra azzurra danesi. Vediamo chi di loro sarà in grado di ripetersi anche nella seconda giornata del prossimo fine settimana. Dopo l'enorme successo della stagione di lancio 2023-2024 con oltre 30.000 squadre iscritte, torna il Fanta LVF, il fantasy game ufficiale della Lega Volley femminile. Diverse le novità, a partire da un rinnovato sistema di punteggio che avrà l'obiettivo di rendere comparabili i fantapunti di ognuno dei 5 ruoli ed esaltare le super prestazioni. Da quest'anno sarà inoltre possibile creare dei campionati aperti a tutti, a differenza delle leghe private della prima edizione, ma soprattutto di giocare al nuovissimo testa a testa che di giornata in giornata metterà a confronto giocatrici di match differenti. Sarà all'abilità del fantallenatore predire chi delle due atlete farà un punteggio migliore. Importante inoltre l'implementazione della lingua inglese, che darà quindi modo anche agli appassionati all'estero di mettersi alla prova con il volley femminile italiano. In palio ricchi premi, dai codici di accesso a Volleyball TV fino ai biglietti dei match di Serie A Ticotà, palloni e magliette. Il vincitore assoluto a fine stagione avrà invece la possibilità di ottenere 2 pass VIP con ospitality per la Supercoppa 2025-2026.
Equilibri in via di definizione, squadre in costruzione, risultati in linea, con qualche sorpresa, anche parziale che non manca mai. La Superlega manda dei messaggi importanti e non ne manda uno solo, perché di cose ne sono successe parecchie, anche se ovviamente, essendo solo all'inizio, sembra tutto poco rilevante. Invece no. A cominciare dal fatto che per la prima volta dal 1999, dopo 2 giornate non ci sono squadre a 0 punti, segno di un equilibrio marcato. A fare punti infatti ha cominciato subito Milano, che in una giornata triste per il club a causa della scomparsa della signora Margherita, mamma di Lucio e Ivano Fusaro, presidente e vicepresidente della società, ha saputo ricompattarsi, trovare l'equilibrio necessario per reagire dopo la sorprendente sconfitta di Taranto e vincere la prima in casa davanti ai propri tifosi contro una Civitanova che si annunciava pronta a provare il colpo dopo l'esordio vincente. E invece il lavoro in settimana di piazza e la crescita del gruppo ha generato una partita dei padroni di casa contro la quale Civitanova nulla ha potuto. E la buona prova di Bottolo, 11 punti, non è stata sufficiente ad arginare la continuità di rendimento in attacco e soprattutto al servizio di Milano, che ha messo in crisi la ricezione marchigiana, mentre Reggers e Kasischi hanno scavato il divario fino a un netto 3-0. L'altro messaggio nella bottiglia della Superlega arriva da Piacenza, che al momento si merita il ruolo di prima-seconda forza del campionato, non tanto per viaggiare a punteggio pieno in testa alla classifica insieme con Trento, quanto per la bella prova di forza messa in mostra a Monza, perché sarà anche vero che la squadra di Eccoli ha ancora tante assenze e bisogno di tempo per amalgamare un gruppo profondamente rinnovato, ma allo stesso tempo Piacenza ha fatto chiaramente capire che quest'anno per i quartieri alti bisognerà fare i conti anche con lei, visto quanto si fa sentire il peso specifico del suo attacco. Da Romanò 9 punti a Simon e Mar, entrambi a 12. Trento a sua volta non ha avuto minimamente problemi a piegare Taranto, reduce dal successo con Milano nella prima giornata, confermando così il primato insieme a Piacenza. Micheletto 17 punti, Flavio 11 punti anche MVP dell'incontro e Garzia 12, che continua a sostituire bene l'infortunato Ricicli, hanno infatti trascinato l'Itas contro la quale solo Sant'Angelo e Ofer, 12 punti ciascuno, hanno provato a impensierire senza successo. Ha perso un mezzo colpo invece Perugia, che si è complicata la vita contro una Padova davvero molto aggressiva, capace di portare l'armata umbra fino al tie break grazie ai colpi del trio Luca Porro, Masulovic e Sediacek, rispettivamente 12, 22 e 13 punti. 2 ore e 27 minuti di battaglia allo stato puro, nelle quali la squadra di Lorenzetti ha dovuto tirare fuori le unghie per guadagnare la vittoria dopo un primo set vinto ai vantaggi ed essersi trovato sotto 2-1 e aver anche rischiato grosso nel quarto parziale, anche questo vinto ai vantaggi, preludio della marcia trionfale nel quinto. Insomma, qualche brivido di troppo, risolto grazie alla vena di Ishikawa a 16 punti, Loser e Semeniuk, entrambi a 14, e con Bentara in altalena solo 8 punti, e per questo spesso sostituito da Herrera a 9. Al netto dei 2 punti non mancheranno movitivi di riflessione in casa Sir. Bella affermazione invece per Modena, che ha regolato senza troppi patemi Grottazzolina davanti al pubblico del Palapanini, sfruttando la bella prestazione collettiva e il rendimento di un attacco ben innescato da Cececco, con Rinaldi 13 punti, Sanguinetti 10 e soprattutto Buchecher 17, Gutierrez 13. Per i marchigiani invece un passo indietro rispetto alla bella prova contro Monza, con nessuno dei ragazzi di Ortensi capaci di andare in doppia cifra, nonostante un secondo set perso solo ai vantaggi. Infine, grande riscatto di Verona, che però ha dovuto faticare tantissimo prima di piegare una cisterna davvero molto combattiva. Vittoria solo al tie-break per la squadra di Stoichev e grazie alla super prestazione del rientrante Keita, autore di 28 punti, che comunque ha avuto bisogno dei supporti di Zavoronok 13 punti e Jensen 15 per avere la meglio del gruppo di Falasca, capace di portarsi in vantaggio prima per 1-0 e poi per 2-1, prima di cedere di schianto nel quarto parziale e lottare di nuovo fino al 15-13 finale per Verona, con For, Ramone a quota 23 e Barem a 14. Insomma, nella Superlega Credenbanca è già lotta e spettacolo. Confermata la tendenza in fatto di numeri anche dopo la seconda giornata della Superlega Credenbanca. In testa alla classifica dei marcatori c'è infatti ancora Artur Svarker al posto di Monza, che nonostante il KO con Piacenza ha messo a terra altri palloni pesanti che lo portano a 45 punti davanti a Teo For di Cisterna con 44 e di seguito da Petkovic, Grottazzolina 39, Ramon ancora Cisterna 38 e Micheletto Trento 35. Questo mentre la classifica dei top scorer di giornata ha visto dominare Keita Verona con 28 davanti a Ramone e For 23 appunto, Regas Milano 18, Micheletto e Buchecher Modena 17. La classifica degli essi invece è guidata da Romanò Piacenza con 6 punti, davanti a Svark 5, Reggers Milano, Herrera e Rors Monza con 4. Leader della seconda giornata invece sono stati tutti contro gli stessi Svark, Herrera e Reggers insieme a Zavoronok Verona e Kasischi Milano. Sul fronte ricezione è davanti Ramon con 20 ricezioni perfette su Semeniuk Perugia 17, Gutierrez Modena, Lavia Trento e Marchisio Grottazzolina con 15. Infine i muri. A comandare è Di Martino Monza, ma in condominio con Loser Perugia con 8 punti, seguito da 4 atleti a quota 6, cioè Simon, Piacenza, Antonov, Grottazzolina, Beretta, Monza e Crosato Padova.
I migliori di giornata sono stati comunque Flavio, Trento, Simon, Piacenza, Reggers, Milano, Keita, Verona, Buchegar, Modena e Ishikawa, Perugia. Non è nuovo a certe imprese Naomuri Keita, maliano di Bamako, classe 2001, opposto di Verona dopo una carriera vissuta nella Superliga serba per 2 anni, poi in Corea del Sud con il KB Insurance Star, dove firmò un record di 57 punti in una sola partita. Nella prima sfida di Superlega a Perugia non era disponibile, la squadra veneta allenata da Stoicev aveva perso più nettamente del previsto. Domenica invece è rientrato in campo solo a metà del primo set con Cisterna avanti 7-13 e ha fatto come spesso accade la differenza, non tanto in quel parziale ma per il resto della partita nella quale ha messo a terra 28 palloni, contribuendo in maniera decisiva alla rimonta e al successo finale al tie break della sua squadra con uno stratosferico 60% in attacco. Appuntamento a venerdì prossimo, sempre su Starting Six per parlare della terza giornata della Superlega che ha già un programma da brividi con 3 big match come Civitanova Monza, Milano Trento e Modena Perugia.